Benvenuti nuovamente questa sera con Imprese in Rete. Come ogni settimana abbiamo un nuovo ospite che racconterà quelle che sono le visioni per la propria azienda, racconterà un po' la storia della propria azienda e noi questa sera diamo il benvenuto a Tommaso Greco, Marketing e Relazioni Esterne per il gruppo iGreco. Buonasera Tommaso. Buonasera, grazie dell'invito, saluto a tutti i telespettatori. Buonasera e benvenuto. Tommaso, come dicevo poc'anzi, marketing e relazioni esterne per quanto riguarda il gruppo iGreco. Il gruppo iGreco vanta quelle che sono diverse aree aziendali, nonché un grandissimo supporto per il livello sociale qui nell'area della Calabria. E subito vorrei chiedere a Tommaso un po' di spiegare in breve quella che è la storia della sua azienda. L'azienda venne fondata oltre mezzo secolo fa da mio nonno, Tommaso Greco, di cui con orgoglio e come da tradizione porto il nome. Ci troviamo a Cariati, nasce tutto a Cariati, lì dove scorre il fiume della Vittoria, il fiume Nicà, a cavallo fra due polis magnogreche molto importanti, quali Croton e Sibaris. Alla prematura di partita di mio nonno, i suoi figli, 7 fratelli, decidono di rimanere in Calabria ed ognuno per le proprie competenze fondano l'azienda iGreco, che prende il nome appunto dai 7 fratelli Greco, con l'obiettivo di far conoscere a tutto il mondo la Calabria e le sue eccellenze. Dal territorio in cui ci troviamo ereditiamo la cultura per l'ulivo e per la vite. Il nostro claim e la nostra filosofia aziendale è il senso della Calabria, poiché crediamo che anche la Calabria, la nostra terra, con i giusti investimenti, le giuste professionalità e liberandosi di quelle che sono le logiche che incancreniscono il nostro territorio, possa, come qualsiasi altra azienda, brillare agli occhi del mondo. Brillare agli occhi del mondo, bello è il claim, bello è il senso della Calabria che rivediamo anche in quello che è il logo, no? Con un sole. Puoi raccontarci un po' quello che rappresenta un po' anche l'immagine che avete dato a questa azienda? Il logo rappresenta il sole che veniva donato nell'antichità dall'uomo che chiedeva la mano della propria amata. Intorno al sole ci sono i 7 cerchi concentrici che stanno ad indicare proprio i 7 fratelli Greco e all'interno di questi cerchi ci sono i punti e le linee che rispecchiano i nostri collaboratori, che sono parte integrante della nostra famiglia. Quindi in breve abbiamo riassunto quelli che sono i valori di un'azienda, possiamo definirla quasi storica, non diciamo storica, del nostro territorio, appunto, che vanta quelle che sono delle eccellenze a livello sia territoriale, nazionale e perché no anche internazionale, soprattutto per quanto riguarda quei due rami che poc'anzi hai citato, ossia la vite e l'ulivo. Infatti questo gruppo, questa azienda ha nel suo paniere questi due prodotti di punta. Vuoi raccontarci qualcosa di più su questi due prodotti? Noi prevalentemente produciamo e commercializziamo olio extravergine di oliva e vino. Lavoriamo per quanto riguarda il vino esclusivamente con i vitigni autoctoni calabresi, il Greco di Bianco, il Gaglioppo e il Nero di Calabria. Il nostro enologo è il professor Riccardo Cotarella, il quale ci onora del suo affetto nei nostri confronti e nei confronti della Calabria. Oltre ad essere il nostro enologo e quindi garantirci la sua professionalità manifesta e riconosciuta in tutto il mondo. I nostri terreni si estendono a Cariati e nelle zone vicine. Inutile dire, o forse importante, che un vino di qualità si ottiene nel vigneto, si ottiene in vigna, perché possiamo dire che accudendo la pianta, rispettandola ed evitando di stressare quella che è appunto la natura, cercando di anticiparne, posticiparne i tempi, è l'unico modo per ottenere un prodotto di grande qualità. Basti pensare che il monitoraggio sulla pianta avviene sin dall'inizio, da quando inizia a germogliare. Soprattutto teniamo conto anche delle condizioni meteorologiche. Nel momento in cui in estate vi siano alte temperature, noi effettuiamo la vendemmia notturna al fine di poter preservare le ricchezze espressive del nettare. Una volta raccolta l'uva viene portata in azienda e lì avviene una seconda selezione dove i grappoli definiti non idonei vengono scartati. I nostri prodotti sono presenti in 42 stati degli Stati Uniti d'America, in enoteche e ristoranti,
in Canada, in Giappone, in Germania, in Austria e Svizzera. Insomma, abbiamo ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti a riprova che il lavoro portato avanti, gli obiettivi da raggiungere non erano affatto vani. Quindi parola chiave per avere un prodotto d'eccellenza: rispetto, quindi rispetto della terra, rispetto del prodotto, rispetto del clima, rispetto come parola chiave per il processo produttivo per ottenere un prodotto di altissima qualità, apprezzato non solo localmente, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. A parte quelli che sono un po' i processi produttivi e il rispetto che voi portate nel creare questo tipo di prodotto, quali sono state, diciamo, ti senti di raccontare un po' quali sono state le sfide più grandi per arrivare a questo livello, per raggiungere questi obiettivi? Quali sono stati un po' gli step, sia a livello più che altro mentale nell'affrontare queste cose, che poi nell'andarle ad affrontare? Perché spesso prima di raggiungere un obiettivo, se non si ha la giusta mentalità, proprio come prima hai detto, cioè il fatto proprio di avere un certo tipo di rispetto riguardo al prodotto, se non si ha quel tipo di mentalità, spesso non si raggiunge quel tipo di risultato. Io ritengo che il punto di partenza sia sempre, in ogni caso, la nascita, la genesi, le radici. Quindi ritengo che tutto sia partito in ogni caso da mio nonno. Ovviamente mio papà e i miei zii, quindi 7 fratelli greco, hanno apportato innovazione a quella che era la realtà aziendale. Un altro momento, come dicevi tu, di step importanti che mi piace ricordare è il Vinitaly, una delle più prestigiose fiere nel campo enologico al mondo, in cui noi abbiamo voluto portare, oltre ai nostri prodotti, i prodotti di altre cantine calabresi, dell'Orafo Gerardo Sacco, del Calzolaio di Cosenza, De Tommaso, proprio per rimarcare il nostro concetto del senso della Calabria. Quindi vi siete fatti portavoce anche di altre eccellenze del territorio, quindi è stato proprio il messaggio che ha rispecchiato il claim dell'azienda in questo caso, quindi proprio come hai detto tu, il senso della Calabria, vi siete fatti proprio portavoce di andare a portare e diffondere quelli che sono altri prodotti d'eccellenza. Abbiamo sempre cercato di lavorare in questa direzione, proprio per rispettare quella che è la filosofia aziendale. Le tante aziende calabresi che fanno qualità, aziende a conduzione familiare, hanno voluto affiancarci in questi progetti molte volte. E devo dire, spezzando una lancia nei confronti dei tanti che ogni giorno in Calabria si alzano e lavorano facendo dei sacrifici perché credono in questo territorio e continuano ad investire in questo territorio, che la Calabria ha tanto da offrire. E ormai c'è tanta retorica, io ritengo che i capi infrastrutturali, tutto quello che ci buttiamo dietro, in realtà sono anche delle scuse, perché comunque il territorio che noi vogliamo far emergere lo si può far scoprire anche senza avendo un'autostrada a 12 corsie come negli Stati Uniti, insomma. Quindi la gente viene qui per trovare un collegamento con quella che è stata la nostra storia, che è stata greca, bizantina, abruzia. Quindi io ritengo che dobbiamo migliorare, come dicevo prima, con i giusti investimenti, affidandoci alle giuste professionalità e soprattutto isolando e prendendo posizione tutti contro le negatività che avvolgono questa terra, che non sono nemmeno tante, ma bisogna prendere le distanze. Ma ci sono. Quindi i greco, senso della Calabria, radici e dall'altro lato anche storia, cioè portavoce di storia della Calabria, della bellezza della Calabria. Cambiamo un po' argomento, anche questa impresa, un po' come tutte le altre a livello nazionale e internazionale, siamo stati un po' tutti coinvolti da quella che è stata l'ondata purtroppo della pandemia, che tanto male in Italia soprattutto ha fatto male alle imprese. Come avete vissuto questo momento, questo periodo? Sono cambiati quelli che sono i vostri obiettivi durante questo periodo, oppure avete fatto un passo indietro? Raccontaci un po' come l'impresa di Greco ha vissuto questa pandemia globale.
Ma guarda, il periodo storico insomma ha imposto un cambio radicale delle abitudini di vita personale e professionale a tutti noi. Basti pensare che gesti, consuetudini che prima davamo per scontate oggi non lo sono più. Ci sono appunto delle restrizioni che limitano certe consuetudini e certe normalità, se così vogliamo. Certamente uno dei settori più colpiti da questo periodo storico è quello del food and beverage, quindi tutti gli operatori che appartengono a questa filiera. Io ho avuto modo di confrontarmi con molti produttori di vino, anche di un certo rilievo, del resto d'Italia, in una webinar organizzata dal professor Cotarella, il nostro enologo, alla presenza, fra gli altri, del delegato per le analisi di mercato di Nomisma, che si occupa appunto di monitoraggio dei vari mercati. E i numeri che lui ci ha fornito hanno fatto evincere un radicale cambiamento in quelli che sono i mercati. C'è stata un grande incremento per quanto riguarda le vendite nella grande distribuzione ed ovviamente anche nel canale online, nel canale digitale. Su questo mi sento di aggiungere un po' di parole. Infatti, come dicevi tu, è cambiato proprio il modello di acquisto. Le persone si sono ritrovate forzate a stare in casa, non potendo uscire, non potendo gioire un pochettino di quello che il mondo offre, okay? In modo ordinario. Si sono ritrovate chiuse a casa e quindi si sono trovate costrette, comunque, tra virgolette, spinte ad acquistare online. Infatti io ho anche qua dei dati interessanti per quanto riguarda l'acquisto del vino. C'è stata un'impennata di domanda, diciamo, in quasi tutto il mondo. Io vedo qua crescita della domanda in Canada, vedo crescita della domanda negli Stati Uniti, vedo crescita della domanda nel Messico, nel Brasile, nella Spagna, nella Russia, nell'Australia e anche nella nostra amata Italia, ovviamente. Poi ci sono regioni e regioni, infatti vedo diversi dati proprio per quanto riguarda la domanda crescente che c'è riguardo l'acquisto di questo prodotto online. E mi viene poi automaticamente da chiedere, no? Perché prima di questa pandemia soltanto un italiano su 5 era abituato ad acquistare online. Oggi, dopo la pandemia, siamo arrivati a 3 italiani su 5 e stiamo avvicinando al 4 italiani su 5 a fare quello che è il primo acquisto online. Quindi si parla di una crescita vertiginosa del mondo del digitale. Avete pensato, visto che prima mi parlavi un pochettino di quelli che sono i diversi canali, mi parlavi che siete presenti in diversi stati anche nel mondo, nella GDO, tra enoteche e quant'altro, scusami, la GDO no, e tra enoteche e quant'altro, avete pensato un po' di posizionarvi anche a livello digitale come vendita? Guarda, i dati di cui tu parlavi sono dati importanti poiché registrano un incremento percentuale notevole per quanto riguarda le vendite online, ma in termini di volumi non possiamo sicuramente parlare di numeri esponenziali, poiché comunque è vero sì che l'e-commerce, quindi la vendita online, sia stata e continui ad essere una valvola di sfogo, da una parte per le aziende perché riescono a movimentare il prodotto e perché riescono a mantenere il contatto con il consumatore finale, però bisogna dire anche che il passato, così come il presente ed il futuro, alla base di ogni mercato, di ogni strategia, di ogni ragionamento commerciale di sorta, gli esseri umani. Ogni essere umano è assetato di emozioni, di autenticità e quindi di ritornare agli spazi liberi, forse oggi più di prima. Noi abbiamo implementato il nostro canale di vendita online, l'abbiamo un po' migliorato, proprio perché vogliamo adeguarci, seguire questo segmento di mercato che non è da trascurare. Assolutamente. Certamente non è il segmento che può sostituire il segmento offline cosiddetto, riferendoci all'Oreca, perché chiaramente ha
delle peculiarità totalmente diverse, però è un segmento che va coltivato, va aggiornato e sulla quale è giusto puntare sia in termini economici sia in termini di strategia aziendale. Soprattutto di strategia aziendale, soprattutto a livello di comunicazione, perché cambia proprio il modo di comunicare sul digitale rispetto che livello tradizionale. Non definiamo l'offline, che sembra anche un po' brutto da definire, però diciamo segmentiamoli così: abbiamo il modello di business tradizionale e il modello di business digitale. Dall'altro lato questo è un settore molto molto particolare, perché come dici tu, alla fine siamo comunque esseri umani e necessitiamo di emozioni. Non per questo, proprio per questo, voi fate anche quelle che sono diverse attività, come invitate le persone là direttamente in cantina ad assaggiare comunque i vostri prodotti e fate vivere quella che è proprio un'esperienza all'interno dell'azienda. Anche quando andate a fare le fiere, penso, offrite un certo tipo di esperienza proprio per far avvicinare quello che è il potenziale cliente. Non definiamolo cliente o consumatore, ma proprio il potenziale cliente, anzi definiamolo utente, semplicemente proprio per far conoscere quelli che sono i valori di cui prima parlavamo, no? Quindi condivido questo tipo di visione e condivido anche l'altro aspetto che hai detto poc'anzi, il fattore di adeguarsi a quello che è il mercato, perché giustamente se la domanda si sposta voi dovete essere presenti con quella che è l'offerta giusta, però dall'altro lato viene a mancare infatti proprio la situazione di esperienza d'acquisto. Secondo te questa cosa ovviamente non è sostituibile, ma come pensate di migliorarla nel tempo, nel senso per adeguarvi anche a questo trend che sta spostando? Allora guarda, in merito alla cosiddetta esperienza di acquisto, alle visite aziendali, ai percorsi sensoriali all'interno delle fiere, noi ci abbiamo sempre puntato molto, ragion per cui uno dei nostri canali di vendita principali sono le famiglie italiane che da 30 anni puntualmente acquistano il nostro extravergine d'oliva e il nostro vino. In fiera noi facevamo dei veri e propri percorsi sensoriali, partendo dai rumori del mare, passando per i profumi della nostra terra e all'assaggio poi dell'extravergine su una fetta di pane caldo ed un buon bicchiere di vino. Per quanto riguarda le visite aziendali, abbiamo sempre puntato molto sull'educazione alimentare per i più piccoli, per le scuole elementari, medie, ma anche per gli istituti alberghieri e industriali. Ovviamente adeguarsi ad una esperienza di acquisto senza il contatto fisico non è per nulla semplice. Noi ad esempio lunedì inizieremo una serie di tour guidati con le scuole via Zoom, per via telematica chiaramente, presentando delle slide in cui raccontiamo la nostra azienda, facendo capire ai più giovani che è possibile, io sono un giovanissimo, quindi facendo capire che è possibile rimanere in Calabria, fare attività di impresa in Calabria, basandosi su quella che è la cultura che abbiamo alle spalle, che è un patrimonio inestimabile che forse molti popoli al mondo ci invidiano e che senza quel patrimonio sono riusciti a raggiungere risultati eccellenti. E noi che l'abbiamo abbiamo un po' di difficoltà. Potremmo ambire grandi traguardi. Abbiamo un po' di difficoltà in questo. Infatti aggiungerei al fattore della videochiamata in Zoom con quelli che sono gli studenti un purtroppo, perché effettivamente non rende l'idea una visita aziendale su delle slide piuttosto che andare in azienda, proprio per tutto quello che completa infatti appunto l'esperienza. Hai toccato anche quello che è l'altro prodotto d'eccellenza che si riconosce nella vostra azienda, che è appunto l'olio. Io anche qua ho visto un po' quelli che sono i dati. Da un lato c'è anche qui quella che è la crescita e il trend della vendita online, della domanda per quanto riguarda l'olio extravergine d'oliva, ma dall'altro lato c'è anche un po' nei canali tradizionali. Io credo, non solo io, ma anche gli studi dimostrano che con questa condivisione veloce delle informazioni, con questi grandi canali, questi social network, non solo si espande, diciamo, quella che sono i valori d'azienda, però spesso dall'altro lato le persone comuni diventano promotori stessi
dei prodotti. Proprio come dicevi tu prima, i nostri promotori più grandi sono quelle famiglie che da 30 anni acquistano i nostri prodotti, quindi dall'altro lato sono proprio loro i promotori e gli incubatori di questo messaggio, di questi messaggi che poi si diffondono per il mondo proprio con il claim della vostra azienda, quindi fondamenti e identità. Quindi io dall'altro lato adesso ti voglio chiedere invece, visto che comunque avete affrontato quello che è un percorso eccellente che ancora state portando avanti, raggiungendo step by step quelli che sono i vostri obiettivi, ti senti di dare qualche consiglio ai giovani imprenditori di oggi, soprattutto calabresi, anche perché ultimamente si è registrato un altro trend molto rilevante, ossia il ritorno alla terra. Tutti quei laureati, tutti quei neolaureati che non si sono, tra virgolette, accontentati di vivere in città, non per la città in sé per sé, ma proprio per la qualità della vita. Quindi sono ritornati alla terra, sono ritornati all'origine, hanno studiato, hanno fatto una deviazione di percorso, hanno ricominciato ad amare quello che sono i fondamenti portanti della Calabria. Hai dei consigli per loro? Ma guarda, io voglio partire da un inciso. Come dicevo in premessa, per noi è fondamentale il rispetto della terra, perché crediamo che se la terra viene rispettata, viene curata e coccolata, se vogliamo, restituisce sempre i frutti che chi l'ha coltivata merita. Il ritorno alla terra da parte di chi ha vissuto fuori, quindi ha fatto anche delle esperienze di vita. Ne parlo quasi sempre con mia nonna, che è pilastro fondante della nostra azienda, la quale è entusiasta di questo ritorno alla terra di molti giovani. Io ritengo da giovane di poter dire che ho fatto una scelta di vita, ho deciso di rimanere a studiare, a lavorare in Calabria, perché mi è stato inculcato l'amore verso la terra, l'amore verso l'attività e l'amore verso la storia familiare che ho il dovere, mi sento in dovere di portare avanti. Ai tanti giovani competenti, che se ne voglia far credere in giro per l'Italia, perché ci sono molti giovani calabresi competenti che molte volte vanno ad esprimere le proprie capacità all'estero, ritornare in Calabria è una doppia vittoria, forse può essere più sacrificante in termini di ambizioni, ma ritornare qui, emergere in Calabria e dare qualcosa per la propria terra, facendolo conoscere in giro per il mondo, io credo che sia una vittoria che vale doppio. Oserei dire anche tripla, Tommaso. Oserei dire anche tripla. Condivido in pieno quelle che sono le tue parole. Oggi viene qui proprio come testimonianza che si può fare. Quindi giovani calabresi, giovani imprenditori che siete tornati di nuovo qui a casa, oserei dire proprio a casa, i consigli e la storia che ha raccontato Tommaso questa sera evidenziano che cosa? Evidenziano il rispetto, evidenziano l'amore, evidenziano dei principi fondamentali dove poi può nascere effettivamente quella che è un'impresa per far bene non solo nel locale, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Quindi ringrazio il nostro ospite Tommaso Greco per essere venuto qui con noi. Per quanto riguarda Imprese in Rete, noi ci vediamo martedì prossimo alla prossima puntata, sempre qui su Teleten alle 9. Grazie. Eccoci qui per questa puntata dedicata all'impresa in rete, per essere più precisi. Di che cosa parleremo? Parleremo questa sera dei fattori di impresa e tra questi fattori di impresa ce n'è uno in particolare al quale dovremmo dedicare molta più attenzione, anche se
ci sono tanti testi che spiegano, che parlano di questo fattore di impresa molto importante, e quindi è sulla bocca anche di tanti personaggi più o meno conosciuti, sul quale fattore di impresa hanno costruito poi anche una certa fortuna, una certa popolarità. Questo fattore di impresa è il fattore di impresa sicuramente più importante per riuscire ad avere successo. È quello proprio determinante, direi, e oserei dire, per il successo. E questo fattore di impresa è la risorsa umana, gli esseri umani, le persone. Si potrebbe dire, è quasi scontato. È talmente scontato che non ci facciamo più caso, non ci prestiamo più attenzione a queste risorse umane. Tanto è vero che molto spesso in libri di organizzazione aziendale piuttosto che di filosofia si trova molta attenzione verso la risorsa umana, ma poi ce ne dimentichiamo. È un po' come quando ci svegliamo il mattino e abbiamo il nostro partner che è addormentato vicino a noi, che si sveglia anche lui, e ci dimentichiamo di salutarlo. Quindi ci svegliamo, ci alziamo, cominciamo a fare tutte le nostre cose e poi ci dimentichiamo di salutare e dire: uè, buongiorno, ben arrivato, ci sei anche tu oggi. Ecco, ci manca un po', diciamo, l'attenzione alla risorsa umana. Ecco, anche a livello aziendale, a livello di impresa, si arriva e si dà per scontato, ci sono i vari collaboratori, i vari dipendenti, ognuno che occupa il proprio ruolo, semmai che ruolo sia stato definito all'interno dell'impresa, ma si dà per scontato che vengano a lavorare, e molto spesso anche al lavoro ci si dimentica del buongiorno, ma siete qui anche voi, allora anche oggi ci divertiamo un po' insieme, ci diamo da fare un po' insieme, costruiamo un pezzo del nostro futuro insieme. Ecco, la risorsa umana, oserei dire, al centro, questo è proprio un po' il tema che mi piacerebbe trattare in questa sessione con tutti quanti voi. Ma risorsa umana al centro, anche questa frase magari già sentita altre volte, ma che cosa vorrà dire risorsa umana al centro? E poi, risorsa umana al centro di che cosa? Noi siamo il centro dell'universo, ma siamo sicuri, con tutte le galassie che esistono, al centro di che cosa? Diciamo che abbiamo parlato qualche minuto fa dei fattori di impresa. Ecco, allora diciamo, la risorsa umana è al centro dei fattori di impresa. Allora ci dobbiamo chiedere, ma quali sono questi fattori di impresa e quanti saranno? Dove sono questi fattori di impresa? Bene, allora proviamo a immaginarci un po' questi fattori di impresa. Allora, perché può esistere un'impresa? Un'impresa è un insieme di persone organizzate che lavorano, che producono, e quindi c'è la produzione di qualche cosa, è evidente. Ma questo qualche cosa che viene prodotto è un qualche cosa, e che poi chiaramente viene venduto e che poi viene chiaramente consumato, è un qualche cosa che risponde, o quantomeno per avere successo deve rispondere, a una soddisfazione dei bisogni. Ecco, e i bisogni umani sono quelli che generano un elemento fondamentale per l'economia, che è la domanda. Quindi la domanda di beni e di servizi è diciamo uno degli elementi fondamentali, ok, che insieme all'offerta creano che cosa? Il mercato. Quindi il primo fattore perché un'impresa possa avere successo è indubbiamente il fattore di impresa che chiamiamo mercato. Bene, ma questo mercato è indiscutibilmente da soddisfare, quindi è un luogo di incontro fra la domanda, che ripeto è l'espressione dei bisogni degli esseri umani, e l'offerta che è l'espressione di che cosa? L'espressione dei prodotti e dei servizi generati
prodotti dall'impresa. Quindi i prodotti e i servizi si incontrano con la domanda, quindi con il bisogno all'interno di un luogo, di uno spazio fisico-temporale, ma anche oggi virtuale, lo sappiamo, tecnologico, come può essere una piattaforma e-commerce, che è il mercato, è il momento del mercato. Quindi il momento del mercato è l'incontro fra la domanda e l'offerta di beni e di servizi. Perfetto, quindi il primo fattore è il mercato, il secondo fattore che possiamo oggi inquadrare come fattore di impresa è il prodotto o i prodotti o servizi, chiaramente. Bene, quindi identificati questi primi due fattori, mercato, luogo, spazio fisico, temporale dell'incontro fra domanda e l'offerta, e abbiamo i prodotti o servizi. Oltre a questi due fattori esiste anche un terzo fattore, il terzo fattore sono proprio i sistemi o i processi produttivi. Quindi sistemi o processi produttivi che sono proprio quei luoghi che noi potremmo definire l'impresa. L'impresa ha un luogo fisico che è fatto di processi, fisico, ripeto, tecnologico, che è fatto di processi che servono a costruire, a rendere reali quelli che sono i beni e i servizi che poi soddisferanno quello che è la domanda generata dai bisogni umani. Quindi il mercato, i prodotti, i sistemi o processi produttivi. Quindi mercato, prodotti, processi produttivi sono tre macro, chiamiamoli macro fattori di impresa. Quindi questi tre macro fattori di impresa chiaramente sono variabili. Perché? Perché il mercato è per sua natura legato ai bisogni umani e i bisogni umani cambiano nel tempo, ed è chiaro che se i bisogni cambiano nel tempo, proviamo a pensare 30 anni fa, 40 anni fa, più 40 che 30 magari, i telefonini non esistevano e non c'era questo bisogno incredibile di avere lo smartphone, di essere sempre collegati nel mondo e con l'universo. No, non c'era questo bisogno, non c'erano neanche i telefonini. Oggi esistono gli smartphone e vediamo tutti addirittura il bisogno esasperato e la dipendenza da questo bisogno di essere costantemente collegati. Poi ogni generazione, dai boomers alla generazione Z, come sappiamo, vivono questi bisogni in maniera diversa, ma comunque tutti gli esseri umani viventi sono coinvolti in questa dinamica dei bisogni che crea questo grande mercato. Quindi questo mercato, il mercato, come vediamo quindi nel corso degli anni dell'evoluzione della società umana, delle tecnologie, delle scienze, questi bisogni cambiano e molto spesso sono cambiati dai prodotti e dai servizi che vengono proposti. Quindi diciamo i mercati cambiano proprio perché cambiano i bisogni umani. Se cambiano i bisogni umani, cambiano i mercati, perché cambiano di contro anche gli altri fattori dell'impresa, che sono i prodotti. Quindi se cambiano i bisogni, cambiano i prodotti e si influenzano, no, a vicenda. I prodotti aiutano i bisogni a cambiare, i bisogni stimolano la creazione di nuovi prodotti. Quindi ecco che sia il mercato, inteso come luogo dei bisogni, sia i prodotti cambiano nel tempo, sono fattori variabili. Oltre a questi cambiano anche i processi produttivi, perché è chiaro che le metodologie produttive che avevamo nei decenni passati oggi sono cambiate con l'evoluzione tecnologica, con l'evoluzione tecnica, con l'informatica, con tutti i sistemi che le conoscenze che abbiamo accumulato e sviluppato, e di conseguenza conoscenze e competenze che abbiamo accumulato e sviluppato, anche i processi produttivi
hanno cambiato, quindi anche i processi produttivi sono variabili. Quindi abbiamo tre fattori, tre macro fattori, perché ce ne sono anche altri, ma di minore importanza, tre macro fattori che sono il mercato, che sono i prodotti e i servizi, che sono i processi produttivi dei prodotti e dei servizi. Questi tre macro fattori sono variabili. Ecco che oltre a questi tre macro fattori c'è un altro fattore di cui abbiamo parlato all'inizio che non possiamo trascurare, no? Il fattore umano, la famosa risorsa umana, i famosi esseri umani, ok? Che bisogna metterli al centro. Ecco, al centro di che cosa? Al centro di questi altri tre. Quindi immaginiamoci una piramide dove abbiamo il mercato, i prodotti e i processi produttivi, e al centro ci sono le risorse umane. Ma che relazione c'è fra le risorse umane e questi tre macro fattori di impresa? Beh, innanzitutto le risorse umane sono fattori principali anche dell'impresa stessa, ma con questi altri tre fattori hanno innanzitutto una differenza fondamentale, che per quanto riguarda il mercato, i prodotti e i servizi e i processi produttivi, abbiamo già compreso a questo punto che sono variabili, che sono fattori che mutano nel tempo. Ecco, la risorsa umana invece, se la inquadriamo come fattore di impresa, rimane sempre una costante. L'essere umano è la costante che però genera la variabilità degli altri tre macro fattori. Ed ecco perché la risorsa umana e l'investimento sulla risorsa umana e l'investimento sulle competenze sociali, quindi sulle soft skills, è fondamentale. Soft skills è il termine inglese semplicemente per dire competenze sociali e umanistiche, se vogliamo, ok? Che sempre più spesso vengono chiamate in causa come deficitarie, ok, all'interno delle organizzazioni di impresa attuali, moderne. È importantissimo, è chiaro che c'è un deficit di soft skills perché abbiamo avuto sicuramente negli ultimi decenni un investimento maggiore rispetto a quelli che sono stati, i fattori tecnici e tecnologici, quindi razionalistici. Oggi però abbiamo veramente un bisogno sempre più emergente di soft skills, di competenze sociali e di attenzione alla risorsa umana al centro dell'impresa, quindi al centro del mercato, al centro dei prodotti, al centro dei processi produttivi. Quindi la risorsa umana è l'elemento, il fattore di impresa variabile che sta costante, che sta al centro degli altri tre fattori di impresa, mercato, prodotti e processi produttivi, che sono delle variabili, e sono variabili generate proprio dalla costante. Quindi l'essere umano è la costante, che è il fattore di impresa costante che genera la variabilità degli altri tre fattori che abbiamo citato. Bene, ma non solo l'essere umano genera la variabilità degli altri fattori, perché l'essere umano è il portatore dei bisogni, quindi è il portatore dei mercati, è quello che genera il bisogno di mercato per trovare soddisfazione ai propri bisogni. Ed ecco che è la costante che nel bisogno genera la variabilità dei mercati, perché cambiando i bisogni cambiano anche i mercati. Di conseguenza si genera la variabilità anche dei prodotti, che cambiano e mutano in funzione del cambiamento della mutazione dei bisogni, che sono sempre però della risorsa umana. E i prodotti vengono costruiti, generati dai processi produttivi aziendali, che di volta in volta vengono modificati sempre da chi? Sempre dagli esseri umani. Quindi questi esseri umani sono sempre al centro di tutta la vita, di tutte le chance di successo e di affermazione di un'impresa, proprio perché gestiscono tutte le risorse, non solo questi fattori fondamentali di impresa, ma anche le risorse in questo caso
tecniche, tecnologiche e finanziarie, perché è chiaro che è l'uomo che crea l'evoluzione tecnica e tecnologica che poi viene utilizzata nei processi produttivi, ed è l'uomo che si dà da fare a creare i capitali attraverso il risparmio che poi vengono recuperati e reinvestiti nell'attività di impresa. Quindi dobbiamo stare attenti, perché se noi ci dimentichiamo di produrre esseri umani, di costruire esseri umani, sempre rispettando delle logiche umanistiche, almeno dal mio punto di vista, ecco che noi ci perdiamo l'elemento fondamentale dell'impresa, l'essere umano al centro. Quindi quando diciamo mettere l'essere umano al centro, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che l'essere umano è la costante che genera in assoluto la variabilità degli altri fattori, e non solo genera la variabilità degli altri fattori, ma è la costante che gestisce anche le risorse tecniche, tecnologiche, finanziarie, che sono poi quelle che servono sempre al mondo evolutivo dell'impresa. Quindi, detto questo, noi dobbiamo pensare che l'impresa si potrebbe definire non come un insieme di numeri, competenze, uffici e catene di montaggio, perché quando pensiamo a un'impresa ci immaginiamo proprio l'impianto produttivo, una fabbrica, un laboratorio artigiano, No, quando noi ci immaginiamo l'impresa dovremmo immaginarci, se vogliamo mettere la risorsa umana al centro, l'insieme di un gruppo di esseri umani, quindi di risorse umane, organizzate in un piano di comunicazione, ricordatevi il buongiorno del mattino, ok? Organizzate in un piano di comunicazione energizzante e sinergizzante, quindi potente perché la potenza è in grado di produrre, di immaginare e di costruire tutto ciò che serve per dare realtà alle idee, quindi per dare realtà ai prodotti, per dare realtà ai servizi che servono a soddisfare i bisogni. Quindi è molto importante immaginarsi l'impresa, ripeto, come un insieme di risorse umane organizzate in un piano di comunicazione energizzante e sinergizzante, quindi potente, ossia in grado di produrre il successo dell'impresa. E il successo dell'impresa dove si trova? Nella realizzazione, quindi nella realizzazione, nel far diventare reale una missione e una visione. Missione e visione. Caspita, anche queste, come le risorse umane, parole sentite, strasentite, ma anche quando sentiamo tante volte una parola, siamo sicuri di averne capito la sua essenza pratica, la sua consistenza di significato nella nostra vita? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché se no diventiamo dei gran bravi oratori, ma alla fine quella parola che incidenza ha nelle nostre azioni quotidiane? Quindi ecco che missione e visione, la realizzazione, il far diventare reali la missione e la visione sono sicuramente l'obiettivo di un'impresa, che deve appunto avere una missione e una visione che è fatta di tutti quegli elementi, fattori di impresa costitutivi di cui abbiamo parlato finora. Diciamo che se noi facciamo crescere le nostre risorse umane, compreso noi stessi chiaramente, al centro della nostra impresa, e questo lo dico a tutti gli amici imprenditori e manager che magari avranno la possibilità di ascoltare queste parole, se noi facciamo crescere le nostre risorse umane avremo la nostra impresa che si espande e cresce. Questo significa mettere al centro le risorse umane, perché è vero, sono importanti le risorse finanziarie, ma siamo noi che le reperiamo, sono importanti le conoscenze tecniche, tecnologiche, gli strumenti tecnici, tecnologici per i processi produttivi, ma siamo noi che li generiamo, che ce li creiamo, che li studiamo, che li generiamo. È importante
il mercato, ma il mercato è fatto dei bisogni, è lì da leggere se noi stiamo attenti alle persone e alle evoluzioni. Ecco che è importantissimo quindi associare il concetto di crescita aziendale, il concetto di espansione aziendale a che cosa? Alla crescita delle risorse umane. Ecco perché la risorsa umana deve essere messa al centro, ma al centro dei fattori di impresa, considerando che vogliamo farla crescere. Se noi vogliamo far crescere la risorsa umana, dobbiamo investire sulla risorsa umana. E che cosa significa investire sulla risorsa umana se non migliorare le sue competenze, se non motivarla nei suoi elementi fondamentali? È chiaro che bisogna conoscere gli elementi fondamentali della risorsa umana per poter creare le basi della motivazione e quindi dell'impegno e quindi della produttività. Ed è questo proprio un tema che avremo modo, amici miei, di trattare magari in alcune sessioni che faremo prossimamente. Quindi, risorsa umana al centro dei fattori di impresa. Se cresce la risorsa umana attraverso i nostri investimenti, ok, ecco che la risorsa umana farà espandere la nostra impresa. Questo è il messaggio di questa sera. La risorsa umana al centro ha bisogno di essere veramente curata attraverso la formazione. Formazione nelle competenze tecniche, tecnologiche, ma oggi sempre di più c'è bisogno di associare a queste competenze tecniche e tecnologiche le competenze sociali o soft skills, come vengono definite in gergo tecnico e non solo tecnico ma anglosassone. Ok, quindi signore e signori, spero che ci incontreremo ancora in questo viaggio. Risorsa umana al centro dell'impresa. Questa è la chiusura che vorrei fare con voi. Ma la chiusura che vorrei fare con voi con un esempio che mi è venuto in una serata meditativa, e dicevo, ma l'impresa è una creazione umana, e allora mi è venuta un'associazione, no? E dicevo, la missione, l'impresa deve avere una missione, deve generare quindi una visione, la visione genera un'azione e l'azione è un risultato, ma questo tema, ripeto, lo tratteremo poi prossimamente, ma già adesso voglio darvi uno spunto su questi elementi di cui vi ho appena parlato, e questi elementi mi hanno fatto venire in mente la vita. Ognuno di noi perché si trova qua? Caspita. Allora ho cominciato a pensare, ma da dove sono arrivato? Perché se l'impresa viene generata dall'essere umano, anch'io sono stato generato dall'essere umano, allora ci sarà un'associazione. Allora ho cominciato a meditare e ho detto, ma noi nasciamo da un impulso istintivo, e questo impulso istintivo è chiaramente l'istinto sessuale che genera in noi un desiderio. Caspita. E anche se non dovessimo avere nessuno che ce lo insegna, a un certo punto della nostra esistenza, quando cominciamo ad arrivare all'età adolescenziale, sentiamo questo impulso, questo desiderio, che non è che ce lo devono insegnare, proprio è scritto nel nostro DNA, è dentro di noi, nella nostra natura. Quindi sentiamo questo desiderio di riprodurci, e questo è come l'istinto che ti trasmette una missione, che è quella della riproduzione, l'istinto riproduttivo, attraverso l'istinto sessuale, chiaramente l'istinto riproduttivo. Ecco che abbiamo questo desiderio che possiamo veramente chiamare missione della generazione della vita e dell'essere umano. Ecco che questa missione ci genera nella nostra testa delle immagini, un'idea che la riproduzione ha bisogno di un partner, ed ecco che cominciamo a immaginarci, cogliendo delle immagini intorno a noi, un partner, un collaboratore per generare
questa missione, per produrre e realizzare questa missione. Ed ecco allora che passiamo dalla missione alla visione. La missione istintiva della riproduzione ci porta ad avere una visione, quindi a cercare e a ricercare un partner ideale per arrivare a questa impresa, a generare questa impresa. Quindi la missione comunicata dall'istinto, la missione riproduttiva, genera il desiderio delle immagini che noi andiamo a ricercare all'interno della società umana, e queste immagini sono quelle a un certo punto ideali per riprodurci. Quindi missione che genera una visione. A quel punto, quando la visione è quella giusta, che cosa succede? Che noi entriamo in azione, abbiamo un approccio, e questo approccio poi porta a una comunicazione tra gli esseri umani, e questa comunicazione produce un risultato, e questo risultato, signori, lo chiamiamo vita, ed è il risultato più importante che noi possiamo produrre nella nostra esistenza, che sovrasta e domina tutti gli altri fattori. Ecco allora che in quella serata la mia riflessione era: ma certo, se il ciclo della vita è fatto da una missione istintiva che ci viene comunicata, genera una visione che ci fa entrare in azione, e questa azione porta a un risultato che è la vita, per l'impresa come vuoi che sia, più o meno sarà la stessa cosa. Quindi allora dobbiamo ascoltarci, sentire le nostre passioni, sentire l'impulso di queste passioni, cercare di immaginarci come rendere reali queste passioni, a quel punto entrare in azione, e vedrete, signori, che se entriamo in azione in maniera organizzata, ma a volte anche all'inizio non molto organizzata, ma anche di impulso e di istinto, ecco che arriverà sicuramente un risultato. Questo è l'inizio dell'impresa. Questo momento è l'inizio dell'impresa, l'impulso della missione che genera una visione che ci spinge a entrare in azione. Il risultato è una conseguenza. Quindi, signori, generare la vita è un ciclo naturale, generare l'impresa è altrettanto un ciclo naturale per l'essere umano. Non è la tecnologia, non sono i processi che fanno la differenza la facciamo noi esseri umani. Ecco perché l'essere umano è e sarà al centro dell'impresa, perché nel momento in cui non sarà più così vuol dire che non esisterà più la vita, e io quel momento spero di non viverlo mai.